problema stadio che io non, come ha detto pure Fernando, no? Io non dico che lo stadio deve essere il Maradona di proprietà del Napoli, però per quantomeno dammelo in concessione per 100 anni, farmi fare i cazzi miei come se fosse mio, ma alla fine la struttura è tua, come è giusto che sia, perché per carità non voglio dire che deve diventare tutto privato, perché nemmeno sarebbe corretto, però non puoi privare in eterno una società degli introiti che gli porterebbe una struttura moderna, una struttura che gli permetterebbe di incassare il 100% o quantomeno, lasciatemi dire, no? l'80% degli introiti dei biglietti, di poter fare i negozi, di poter fare una struttura vivibile a 360 gradi come ormai fanno tutte le migliori squadre in Europa, e quelle strutture portano soldi. De Laurentiis si è rotto i coglioni perché lui sa che una struttura del genere gli porterebbe tanti soldi.